adesso riprende la nostra trasmissione che fra qualche istante si concluderà peraltro nella sua prima parte, perché poi come vedremo insomma avremo ancora molte cose da raccontarvi sotto il profilo musicale, culturale e della tradizione popolare più in generale. Tornando alle tradizioni di Fondi, adesso vivremo il canto a tenore ancora una volta, anzi a concordo meglio, e qui si esprime in questo modo la denominazione del canto a più parti, del canto a quattro voci, con Savò che è il solista Francesco Bottaru, giusto? E poi su basso è Giuseppe Nonne, Andrea Casula Ontra e Cristian Muntone Samesuocche. Loro ci proporranno un canto a bocche notte, come si usa in questa circostanza, e poi subito dopo avremo modo di ascoltare anche un brevissimo ballo torrao. Ma mi fa piacere insomma sapere che loro hanno voluto dedicare il Concordo a una chiesa campestre dove tra l'altro si vive una festa molto partecipata, è quella appunto di San Cristoforo, Santo Cristolo, ed è una formazione che praticamente ormai è già consolidata, perché insomma dal 2008 che racconta il canto attraverso le armonie e melodie così suggestive del tenore, o meglio appunto del Concordo Santo Cristolo. Salute o Maria Immacolata, ed orraggio do cammino. Meritas de ser premiada, que esa mamma è su verbo divino. Un milenzo di fa che si inchino, che conta su una mamma Speranzioso è dare recreo, agradecido Gesù, saluto mio. Speranzioso è dare recreo, agradecido Gesù, saluto. Agradecido Salute o Maria Immaculata, o ed orraggio do cammino, che meritas de ser premiata, che sei mamma e su verbo di. Ma che sei mamma, che sei che si inchino, che conta su una mamma prelibata. Un milenza di fa che si inchino, che conta su una mamma prelibata. Che conta su una mamma, che conta su una mamma.
Esperanzioso è dare recreo, agradecido e saludo Quando chiasamente concedo liberamente te o patria prepotente mi sento subito e una lacrima ardente mi va che te amare Razi calaramillas bramosas Razi calaramillas bramosas Razi calaramillas bramosas Bellas figuras rojas que fritas de Hilende conservadas intestables Abbas que sospechas precanadero Everything prosperes unetare Everything prosperes unetare Everything prosperes unetare Maestas montañas fritas de sorno Pinsas verdes campanas Anocholas de vagones Pinsas verdes campanas Anocholas de vagones E tu è gentile spicca E tu è gentile spicca su d'ore Maestas montañas fritas de sorno Pinsas verdes campanas Anocholas de vagones Peculiares castañas que superbellezan El derramoso imbraso del que nido En pepos años pero escudo E obboso lontano en brazzoles En corona hermanos en sus y virtudes Uno de en poco días amores Uno de en poco días amores Maestos las fritas de sorno Risca abundante pura e cantas festas Risca abundante pura e cantas festas Asordadas apurado cor de manos E a pinte jugó e alla nada Detrás armonías las bruixas de contrapán Asordadas apurado cor de manos Ando guiosamente concedo libero Ando guiosamente concedo libero E tu è gentile spicca su gozo do incanto E tu è gentile spicca su gozo do incanto La es al fritto vena tutto si chiamano La è gozata sempre partita Abbas che sai piccola si sprecano dall'aria Everything può stare su un ettare Everything può stare su un ettare andare a mare Everything può stare su un ettare Ando chiasamente concedo libero A patria prepotente mi sento subito E una lacrima ardente mi va che ti amo Casi callara mia, bramosa solo de Casi callara mia, bramosa solo de Casi callara mia, bramosa solo de
bannattia. Bene, su un cordo tanto che solo anche a voi diamo naturalmente il ricordo del Comitato Leva 79. A proposito, possiamo avervi almeno una parte qui sul palco? Grazie ragazzi, voi vi potete pure accomodare, però io vorrei chiudere questa prima parte della trasmissione con intanto Raffaella Mureddu che è presidente, ma tutti quelli che è possibile avere qui sul palco. Raffaella, vieni insieme al comitato della Leva 79, così possono fare davvero un applauso bello e caloroso per dire grazie per tutto questo impegno, per questo lavoro, quanto avete lavorato, veramente tanto. Io sono molto felice, vi ho ringraziato anche in apertura perché per me quest'oggi è stata una immersione totale. Io da stamattina ho vissuto un po' alcuni aspetti della vostra festa, ho potuto godere della vostra calorosa ospitalità e accoglienza, per questo ve ne siamo molto molto grati. Però ti vorrei chiedere, Raffaella, insieme ai tuoi amici come voi, state qui al centro, qui vieni un po' di più, meglio, così vi vediamo tutti, eccoci qua. Oh, Raffaella, vorrei capire come avete visto, voi che siete giovani, io sono anche particolarmente felice perché voi siete della Leva 79, mia figlia Nicole è nata nel 79, quindi io amo molto questa classe, questa leva. Devo dirvi questo, voi siete giovanissimi, vi siete portati appresso questo carico di responsabilità che è così importante per, come dire, per la vostra comunità. Come l'avete vissuta questa esperienza? L'abbiamo vissuta decisamente con molta responsabilità. È circa da 20 anni che più o meno le leve si susseguono nell'organizzare i preparativi in occasione dei festeggiamenti della nostra, e lo dico con orgoglio, Madonna dei Martiri. È un caso che siano i 37enni, semplicemente perché quando iniziarono fu appunto una leva di 37enni che decise di incominciare. Abbiamo preso il testimone da chi ci ha preceduto, nei giorni successivi alla festa dei martiri del 2015 abbiamo avuto un intero anno di lavoro per poter insomma recuperare i soldini che ci hanno permesso di realizzare tutto questo. Tutto questo avviene grazie alla collaborazione con la comunità fornese che, essendo stata sempre presente nei piccoli eventi che siamo andati a creare, ci ha permesso appunto con il loro importante contributo di rendere tutto questo operativo. Abbiamo deciso di puntare nelle 4 serate un po' al cabaret perché abbiamo creduto che abbiamo veramente pensato che la gente abbia tanta voglia di ridere, visto il periodo che stiamo vivendo, e poi alla serata di oggi dove il folklore e soprattutto il folklore fornese doveva essere protagonista. Bene, grazie. Da fare un'ultima cosa. Quanti siete? Quanti sono i ragazzi della Leva del 79? Le leve sono sempre più piccole, siamo circa una cinquantina, una trentina operativi perché molti per via di lavoro comunque sono fuori, non hanno potuto partecipare. Una trentina durante questi giorni, ma abbiamo avuto periodi in cui siamo stati anche molto meno, però ce l'abbiamo fatta. Allora, grazie per tutto questo vostro impegno, grazie davvero. Anzi, facciamo una cosa, noi chiudiamo questa prima parte televisiva e per chi ci segue da casa sarà fra una settimana, sabato prossimo, l'appuntamento per la seconda parte. Ci sono ancora molte cose che vi dovremo raccontare qui dalla Basilica dei Martiri, appunto di Fonni. Però io vi chiedo, state qua perché fra 30 secondi noi riapriamo la trasmissione che appunto per loro sarà fra una settimana, ma noi subito, così riapriamo anche il secondo appuntamento sempre con voi, va bene? Quindi, anzi, non pubblicità, ma chiusura. Grazie amici di averci seguito, ci vediamo sabato prossimo. Adesso io vi regalo l'applauso di Fonni, ma poi sarà lo stesso che vi accompagnerà la prossima settimana.